E buonasera a tutti gli amici collegati su Lombardia TV. Che calcio che fa, la nostra trasmissione settimanale è arrivata alla 22esima puntata. Sappiamo che calcio che fa è un contenitore di vari argomenti legati primariamente al calcio, ma anche in base anche agli ospiti su altri fronti e altri settori. Ricordiamo che è un piccolo format che abbraccia la televisione con Lombardia TV, la radio con Silvi Music Radio e il web con il sito checalciochefa.com. Gli ospiti della serata cambiano poi di volta in volta, da puntata in puntata, sono questi, adesso ve li faccio vedere. Uno è un CD e l'altro è un libro, perché i due amici sono due grandi rappresentanti, uno per la musica suonata, l'altro per la musica in qualche modo descritta e quindi con le giuste recensioni. Sono due personaggi legati alla musica in generale e più precisamente Pino Scotto, musica rock. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, rock on, come si dice. Rock on. E poi invece dall'altra parte abbiamo Giordano Casiraghi, che è invece grande critico, produttore e giornalista musicale. Ciao, buonasera. Eccoci. Giordano, ce la giochiamo stasera. E come no? Caspita. Ecco, è iniziato. Io non so come sarà questa trasmissione perché con Pino è molto esuberante, ma ci vuole anche perché poi è molto divertente. Quindi parleremo di queste contaminazioni che poi certe volte hanno anche dei punti di contatto tra il calcio e la musica, e lo vedremo anche nelle slide successivamente. Questo tanto per dire, ciao Pino intanto, ciao. Che il prodotto editoriale di quest'anno, del 2018 mi sembra ancora. È uscito, quell'album è uscito a metà aprile del 2018. Ecco, abbiamo già fatto, fai conto, siamo partiti da San Tomato di Pistoia, sì, il 30 aprile, e fino ad oggi abbiamo già fatto una settantina di date proprio. Ecco, sempre in giro. Eye for an eye, quindi occhio per occhio. Ecco. Occhio per occhio. Beh, questo anche perché poi Pino non le manda mai a dire, no? Diciamo anche qualche titolo di qualche disco precedente che secondo me è anche abbastanza indicativo, tanto per dire, che sono anche dei tuoi slogan. Sicuramente, ma i titoli degli ultimi album, prima di questo ho fatto un live in studio. Sì. Con tanti ospiti, tutte le migliori band metal, hard rock italiane, qualche straniero anche. I titoli, perché io ho fatto qualche album anche in italiano, sì, ho cercato di contaminare col rap, sì. Poi alla fine in questo paese certe volte non ti devi mai spostare dal binario, se no la gente traballa, non capisce più. Rimane un po'. L'importante è che noi siamo liberi. Rimane sbalestato. La cosa più bella è che sono sempre stato libero nella musica. Questa libertà me la sono costruita però lavorando in fabbrica 35 anni come operaio, e nella musica ho sempre fatto, si può dire cazzo? Sì, cavolo. Ho sempre fatto il cazzo che voglio io. Vabbè, questo tanto per dire che arrivato a un certo punto bisogna essere artisti dentro, e Pino Scotto è artista dentro, poi dopo alla fine la realtà ti dice anche altre cose, e riuscire a essere liberi fino in fondo, e riuscire quindi a esprimere il proprio talento musicale e andare in giro, che poi costa fatica perché si torna anche presto, al mattina presto, dopo una notte magari passata fuori dopo un concerto, e dopo devi andare a lavorare in fabbrica. Questo tanto per dire che queste cose qua non vengono mai dette. Sicuramente, e ho fatto 35 anni senza dormire, ho fatto. Mi sembra che però tu non stia recuperando perché sei sempre in giro appunto con queste date, ormai sono non stai dormendo, ormai no? Da 13 anni, non mi ricordo più neanche, dalla fabbrica, e sono più libero di andare in giro a suonare, ma l'ho sempre fatto lo stesso comunque. Bene, allora dentro a questo libro c'è Pino Scotto, c'è Pino Scotto, perché questo libro qua si intitola Anni 70, generazione rock, dai raduni pop alle radio libere, e questo è un libro che è una ristampa un'edizione molto più allargata, andando a toccare altri temi che magari non sono stati toccati all'epoca. La prima edizione di che anno era? 2005, quindi sono passati 13-14 anni, ci sono delle pagine, ti ringrazio perché io partecipo con un piccolissimo contributo riguardante il calcio degli anni 70, che fu un calcio anche molto ma molto importante, come del resto la musica negli anni 70 fu molto molto importante. Io ragazzo di quel periodo storico, voi più o meno della mia stessa età, abbiamo visto, e anche venendo qui in macchina abbiamo fatto un excursus di gruppi, di tendenze musicali che adesso veramente
veramente siamo lontani anni luce. Hanno vero, buttato Giordano? via lo stampo proprio. Hanno buttato via lo stampo. Giordano, riguardo a questo, quindi questo è una battaglia persa questa in questo periodo storico dal punto di vista musicale. Intanto, vabbè, poi magari rispondiamo, entriamo, però tu hai parlato di olandesi in quel caso Sì. lì, e proprio in questi periodi gli olandesi ci arrivano proprio addosso Ogni con tanto. tutta la loro forza ancora, quindi io però intanto ricolleghiamo, perché Pino non si è ricordato, tu hai Datevi fuoco, uno dei titoli. Ecco, ma infatti io volevo che lui Datevi fuoco. dicesse questo. E l'altro, Pino, fottetevi tutti, è un altro Sì. titolo eventuale perché questi sono i suoi modi di Sì, comunicare. affrontare. Sono i miei slogan, e dare gli questi, sono i miei slogan. insomma, no? Oggi la musica certo è diversa. Tanto Pino partecipa pure lui a questo libro, è stato già nell'edizione del 2005 perché ci si frequenta da un po' di tempo, appunto prima io gli ho dovuto far siglare un LP dei Vanadium e dire adesso Pino devi assolutamente scrivere qui che ero io la persona che ringraziavi, perché mi sbagliava il nome. No, mi sbagliava. certo, ovviamente, Allora, c'è tutta la fatica lo per farsi chiamavo Stefano, rappresentare lo chiamavo. e poi dopo alla fine sbagliava il nome, no? E quindi quando io lo incontravo successivamente col disco in mano dico scusa Pino, qui hai ringraziato di ma S. Casiraio, ma non ti chiami Stefano? No. Vabbè, però diciamo che ha riparato nel tempo con l'amicizia e tante, Sì, poi con e tante belle avventure con insieme. Giordano abbiamo percorso, io poi scritto all'albo, anche io dei giornalisti, ho scritto su varie riviste, anch'io. Beh. Ci siamo incrociati anche come giornalisti, diciamo così. Beh, e lui ha recensito i miei album da... Sì, perché non poi mi a ricordo da quanti te piace anni. essere comunque un personaggio a tutto tondo, quindi non è solo il discorso, ovviamente c'è l'anima rock, c'è il pubblico, ci sono gli spettacoli, la rappresentazione direttamente musicale, però ti piace anche rappresentare, vedo che vai in giro per radio, per televisione, ti ringrazio. A me mi è sempre anche piaciuto dire per essere che la venuto mia qui. musica è l'estensione della mia rabbia sociale proprio, no? Che mi ha dato nella mia musica, nei miei testi, mi ha dato la possibilità di esprimere la mia rabbia sociale. No? Beh, insomma, poi il rock inteso come metal, no? Giusto? Indubbiamente ha già un connotato molto hard, ovviamente, no? Hard rock, metal, e quindi evidentemente c'è questa capacità con le sonorità di esprimere, però esistono anche delle bellissime ballate, ne sentiremo un'altra dopo che sono fatte magari con le acustiche, quindi non è detto, la musica Le è ballad bella. più belle sono state scritte dai gruppi rock. È vero, Le ballad più belle. certo. Numero 1, Stairway to Heaven delle Beh. Zeppelin. E allora qui iniziamo e andiamo devo subito dire. con un contributo. Allora direi la numero 4, anticipiamo l'attimo, andiamo direttamente sulla numero 4, perché la numero 4 dice proprio questo. Stairway to Heaven, quindi Led Zeppelin, ma accostamenti rock calcio, quindi questa è una slide primariamente per Pino Scotto, Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Maiden, ma ovviamente anche Giordano può rispondere riguardo a questo. Certo. Io voglio fare questo giochino, l'ho già fatto anche altre volte, un accostamento calcistico, può essere una squadra o un personaggio di riferimento del calcio che possa essere accostato al Deep Purple, per esempio, alle Zeppelin, per esempio, e agli Iron Maiden. Ci sono momenti storici, contrapposizioni, e quindi voglio sapere da voi questa cosa. Iniziamo con esatto, se ma tu io faccio presto. Pino. Milan, Led Zeppelin. Ma il Milan quale? Milan, quello degli olandesi. Quello degli olandesi. Quello degli olandesi. Quindi grandi personaggi, grandi campioni, e loro dei grandi Marco mi ha regalato Van Basten, a parte la grandezza calcistica di Marco, anche quella umana, una persona stupenda, mi aveva regalato la sua maglia, e anche se nel mio cuore c'è il Napoli sempre, Eccolo. però io sono diventato milanista a Napoli, la prima volta che mio padre mi portò a vedere l'aneddoto, a vedere racconta Napoli-Milan, l'aneddoto. e io per fare Bastian Contrari, come si dice a Napoli, andare contro il padre, e ci fermiamo qui. e mi sono appassionato, e poi dove mi ritrovo a Milano, sposo una milanese, mi ritrovo a Milano, E quindi ormai diventi vivo a Milano dai tempi di Carlo Cudega, come si dice. E quindi diventi praticamente milanese d'adozione, milanista come tifoso, ma nel cuore ovviamente Sempre il la Napoli, provenienza è sempre il non si Napoli. può. Napoli. Poi Ecco, stavamo dicendo Iron Maiden di e Deep Purple. Purple,
Di Purple ci vedo, non lo so perché, ma ci vedo l'Inter. L'Inter. Ci vedo l'Inter. Quindi un Inter anni 60 di Elenio Herrera? L'Inter un po' strana, no? Quella di Herrera è stata l'Inter migliore, secondo me. Straordinaria. E per quanto riguarda i Maiden, giustamente la Juve. La Juve. La Juve. Quindi, assolutamente. c'è un motivo? Perché i Maiden si sono lasciati, si sono mollati, cioè Dickinson è andato via, poi è tornato. Quanti anni oramai, no? Sono tanti anni, no? Quindi Giordano, hai almeno un accostamento, fammene uno, dai. No, ma vedo che state totalmente snobbando quello che è una squadra che continua a vincere comunque in Italia, no? E allora Fulvio interista, Pino milanista, io ero juventino, quindi eventualmente ero juventino, gli associo anch'io allora i Led Zeppelin alla Juventus, ma ricordando per esempio un Platini, sì, e lo metto insieme a Robert Plant, che insomma poi insieme a Platini, Boniek, Rossi, Cadrini, Zoff, tutta una serie di Zoff sarebbe di quelli che hanno buttato via lo stampo, un personaggio assolutamente. Come mai dici eri una volta juventino? Ma perché poi il calcio purtroppo mi ha deluso in quello che è diventato un'industria così importante, e sentivo che non c'era più la passione neanche dei giocatori. Andavo allo stadio perché venivo portato dai cugini allo stadio, ma poi mi sono appassionato alla musica. Quando mi sono appassionato alla musica, poi chiediamo a Pino se ancora lui è milanista, è rimasto milanista o lo è ancora. Però ho tanti amici artisti e giornalisti che seguono, vanno ancora allo stadio, qualcuno interista, qualcuno milanista. No, io non ho più avuto, perché non che ne fossi stato deluso, è che non mi interessava più, perché poi la musica, qualcuno stava dicendo che magari nel futuro ancora si apprezzerà che cosa è stato un periodo così musicale, che ha a che fare anche con la letteratura, con qualche argomenti di arte molto importante, e noi negli anni 60, 70 e avanti, in quegli anni abbiamo avuto per un trentennio degli aspetti musicali veramente importanti anche dal punto di vista di letteratura. Bob Dylan ha preso il Nobel, possiamo essere d'accordo o no, ma per la letteratura, quindi non è più solo un aspetto musicale, ma l'ascolto di un disco come Storia di un impiegato, per me, di Fabrizio De André, è come leggere un libro. Immenso. E vabbè, questo sappiamo, quindi ci viene un po' la lacrimuccia, perché vedi che ci trovano degli accostamenti, ma dopo ne parleremo approfonditamente. Ci sono i trapper, quelli che parlano di droga, di gnocca, hanno 14 anni, si pisciano addosso, ecco, e parlano di gnocca, parlano di droga, capito? Va massa bene. di cerebrolesi. Ecco, andiamo invece con l'altra slide, la numero 3, allora, giustamente. Ecco, questo qua è sempre accostamenti in musica e calcio. Ritorniamo, perché prima era più sul rock, sul metal, insomma, invece da questo punto di vista è un po' in senso a 360 gradi, perché i Beatles sono un po' i progenitori un po' di tutto, anche se derivano dal rock and roll, e sotto ci sono i Rolling Stones, che molti dicono meglio i Rolling Stones dei Beatles. C'è sempre stata questa contrapposizione, e poi nel recente, ovviamente sempre derivanti da quella matrice, un po' gli U2, che hanno poi rappresentato per i gruppi successivi indubbiamente la matrice, diciamo, fondamentale, no? Dopo, nei decenni a seguire. Quindi anche qui, se riusciamo un po' ad avvicinarci, perlomeno come personaggi, no? Pensando a Paul McCartney, pensando a John Lennon. Ma sempre da associare a un calciatore, no? La bellezza stilistica, per esempio, prima abbiamo detto già dei gruppi e ovviamente delle squadre di calcio, magari invece associare il personaggio, come può essere Paul McCartney e John Lennon, a un calciatore. Uno potrebbe dire Pelé, Maradona, non so, ecco. Ma infatti, questo, prendiamo i personaggi di spicco. Sentiamo Pino per i Beatles. Ma per i Beatles io Paul McCartney ci vedrei un Marco Van Basten.
Un Marco Van Basten. Un Marco Van Basten. Sì, che dopo alla fine è grande classe, grande finalizzatore, no? La grande classe ecco. Umana e artistica. Ecco. Per quanto riguarda gli Stones, Keith Richards, Maradona, assolutamente Maradona. Cioè, non si può. Anche se qualcuno dice che tecnicamente è un po' inferiore rispetto, no, ad altri chitarristi, no? Quindi, ma lui però al suo genere. A parte la coppia Jagger-Richard, quelle che sono riusciti a scrivere insieme, no? Certo. La magia, questa sì. è la magia che si crea quando due menti si incontrano, no? Ma il suo modo di suonare, le sue ritmiche, come il modo di suonare di Charlie Watts la batteria nel sound degli Stones sono importantissimi. Certo. Sono importantissimi. Certo. E questa cosa l'ha capita pochissima gente, l'ha capita. Sì, perché è la fase ritmica che certe volte la differenza che hanno in certe situazioni. E gli U2 più del U2 buono uno dell'ultimo periodo. La Juve, CR7 ancora no, la Juve, il personaggio Ronaldo, Robocop, hai capito? Ronaldo, vai a trombare. Va bene, andiamo un attimo. Vabbè, non so come finirà questa trasmissione, andiamo avanti. Sentiamo invece Giordano e i suoi accostamenti, no? No, intanto io sono venuto per ascoltare queste cose qua di Pio, che lo apprezziamo, infatti, lo ammiriamo e tutto, altrimenti non allora, Giordano, ma accostamenti, mi discosto da quello che dice Pino, perché sempre comunque io ho un'anima juventina e quindi non posso seguirti sul Ronaldo. Non mi è mai stato simpatico, è vero, ma ha dimostrato anche in queste ultime partite di essere comunque veramente in Robocop. Sì. Comunque vuol dire che è capace con tutto, non ha la fantasia evidentemente di un Maradona, non ha una prestanza, l'estro di Messi, ecco, però se l'è sudato tutto, si è sudato tutto, anche se poteva dedicare la metà del tempo ad andare a trombare. questo esatto. È una cosa, vabbè. Quindi però voglio dire, non sono d'accordo sul che il Richard Maradona, perché Maradona è così un fantasista, che il Richard è uno che comunque, nonostante le sue fantasie anche in ambiti extra musicali, è uno che invece ha messo tanto a disposizione del gruppo, non che Maradona non l'avesse fatto, ma è una testa di serie che brillava già per conto suo, quindi lo scosterei come paragone. Rimane il terzo, che se erano i Beatles, dunque ma Bono, a chi possiamo associarlo, diciamo? Possiamo mettere comunque è una scuola successiva, sì, derivante minore di quella portata però lì. Bono fa parte comunque di una formazione così importante. Di quelli che predicano bene e razzano male. Terrei la Juve, ma non su Ronaldo. Terrei la Juve perché comunque fa gruppo e lo sappiamo che la Juve dietro c'è ha sempre fatto una società, ha fatto gruppo. Ci sono state delle teste importanti, certo, di grandi personaggi, da Sivori a Platini poi, stesso, certo, che hanno fatto veramente, e oggi anche Ronaldo potrebbe, certo, ma è così presto per qualificarlo. Io non lo qualifico Ronaldo un uomo Juventus, se vogliamo, non so quanti anni andrà avanti ancora. E ci sarà se continua ad allenarsi a questo livello ci sarà del tempo, no? di tanti anni. Va bene, allora a questo punto abbiamo un piccolo contributo, perché non possiamo non sentire un po' di musica, giustamente, quindi abbiamo Pino Scotto qua con Eye for an Eyes e il disco, la canzone è Cage of Mind, quindi prego la regia di mandare in onda il video.
and you can turn away your sister and your wife, tied down by your inner fears, heartaches and keeps on bleeding. One day you're going to spread your wings. You live inside a cage of mind, oh you're all making. Why don't you take a step outside? You may ride 1,000 miles from here, lose yourself in someone else's place. You may share their joys and their fears, never aware you're turning your ace of spades, tied down by your inner fears, heartaches but you're still believing. You feel like you have broken wings. You live inside a cage of mind with bars and spaces. Don't let things pass you by. Live on the lonely places. Insomma, Eye for an Eye, insomma, praticamente è un disco che insomma, è da ascoltare fino in fondo, perché vedete l'energia, gli strumenti, la voce indubbiamente di Pino Scotto, insomma, il rock, come si faceva una volta. Insomma. È un rock totale, esatto, no? E quindi per questo che dopo si va indietro anche nella memoria a quei gruppi fantastici che abbiamo anche elencato nel fuori onda, Black Sabbath. Che io ho visti tutti dal vivo. Tutti li hai visti. Addirittura con i Deep Purple ci ho suonato 3 volte addirittura. Insomma, con gli Iron Maiden, con i Deep Purple, con gli AC/DC, con i ZZ Top, con i Metallica, con gli Iron Maiden, tutte band con cui ho suonato in giro, gente che ho conosciuto e ti qual è il filo conduttore? Pochi di loro mi hanno deluso umanamente. Esatto, ti stavo domandando qual è il filo conduttore di questi ricordi, di queste memorie, e tu dici che dal punto di vista umano delle persone stupende, addirittura per farti capire, a Roma, al concerto di Roma, tu sai che la band supporter usa un mixer a parte, no? Arriva il nostro fonico Stefano, mi fa: Pino, non va il mixer. C'era il Billy Gibbons dei ZZ Top, gli fa il suo fonico, fa fargli usare il nostro. Cioè poteva dire che certo. Grandissimi, delle persone eccezionali. E ancora adesso a 70, quasi 80 vanno in giro e sottieni di soldi. Lo fanno per passione. La grande passione, il rapporto con il pubblico. Questa è la grande passione. Il rapporto con il pubblico. Vabbè, questo è un discorso positivo. E posso dire una cosina anche come faccio per i assolutamente. Anche per i ragazzi che si mettono a giocare a pallone, fatelo con passione. Non pensate di farlo per i soldi, fatelo per passione. Ecco, fatelo per passione. Hai fatto già subito, mi dai il là proprio dell'argomento che riguarda appunto questo avvicinamento della musica, in questo caso rock di Pino Scotto, però con il calcio. Infatti vediamo la slide numero 6 che butta dentro praticamente 2 palloni, uno tutto bello dorato, che poi in realtà è il pallone d'oro, e dall'altra parte invece il pallone di cuoio anni 50, 40, 50, insomma, quindi è un'evoluzione o una involuzione questo andare, diciamo, verso la ricerca esasperata dei soldi e quindi perdere lungo il tragitto invece quanto di più umano e in qualche modo legato, diciamo, alle caratteristiche anche emotive, no? che uno sport o una passione come la musica indubbiamente riescono a dare. Quindi ti domando, si sta andando in quella direzione? Dico per il calcio, ma ovviamente anche per la musica vi si sei già in qualche modo espresso. Io la chiamerei involuzione. Come con la musica, come con tutto, in poche parole, perché c'è questa ricerca assoluta adesso del potere,
dei soldi, del successo. Non è troppo esasperante, dice, cioè si sta sbilanciando troppo sì, questa troppo. situazione. Si dice che comunque la musica è l'aspetto, è la fotografia della società di oggi, no? E purtroppo la società di oggi è messa malamente. È messa malamente, vabbè, cioè lui ride, ma è una risata in fin dei conti sarcastica per non piangere. Per non piangere, indubbiamente. Piangere. Vediamo invece Giordano Scasiraghi se ride oppure no, mi sembra di no. No, non possiamo ridere, però insomma il calcio è cambiato tantissimo, come anche la musica. Lo stavi anche dicendo già prima, no? Sì, abbiamo detto, è difficile appassionarsi oggi, però c'è sempre una guida che può essere d'aiuto, quindi questi ragazzi che anche oggi si affacciano a quello che è un interesse di conoscenza anche di quello che è un mondo musicale, non dovrebbero prendere tutto per verificare, interessante, fare un loro tragitto. Sì, quello che gli passa, oppure ci si muove per moda e si va a vedere sempre il rapper di turno, poi ci si appassiona adesso alla trap, non si va a considerare quello che è stato la storia di questo. Ma secondo percorso. te non arriva un momento, a me è capitato anche nella mia esperienza, quando ti chiudi in una situazione, vedi che in giro c'è ben poco, vai a vedere altri generi che magari sono anche totalmente differenti, no? Dalla tua formazione, no? E quindi la curiosità, la cultura è curiosità. Sì, ho paura che questa cosa va suggerita a queste generazioni. Dal calcio, come dicevamo prima, io me ne sono un po' staccato come interesse. È evidente che ancora oggi, non vedo mai partite intere neanche alla TV e non sono più andato allo stadio, però siamo tutti ammirati da un gesto atletico di un calciatore che riesce, ma non solo del gol in sé, ma anche di gioco. Siamo ammirati e ancora è bello da vedere. Quello che non è più bello da vedere per me già da tempo, ma continua a essere ricorrente nelle cronache, anche ce ne sono state giudiziarie e via dicendo, e il calcio è diventato troppo business, contaminato, e quindi sì, quindi anche i calciatori ne soffrono di questa cosa qua, secondo me. C'è un lavoro per diventare atleticamente sicuramente molto prestanti, però poi e le squadre che cambiano così tanto in continuazione. Ecco, mi dai anche il là per il prossimo argomento, perché appunto stavamo dicendo andiamo in una direzione che non ci piace, perché è quella legata ai soldi, al profitto, a tutto un insieme di cose che col calcio non c'entra niente. Poi dopo succede che martedì la Juventus, nonostante il più grande giocatore, o perlomeno il secondo giocatore diciamo al mondo, è una grande squadra indubbiamente, incontra l'Ajax e va fuori perdendo da Champions, perdendo l'obiettivo. Vediamo infatti la slide, e in questo caso vedete che Cristiano Ronaldo alla fine della partita sconfitto, e quindi in questo caso ha vinto il calcio, perché dopo tu puoi anche progettare una grandissima squadra, ma dopo alla fine è sul campo che devi andare a verificare. Ma tu pensi che secondo me l'hanno preso apposta per la Champions? Appunto, l'hanno preso per la Champions, li ha salvati anche molte volte in una situazione del genere, però alla fine insomma come vedi come si dice, il diavolo fa il pentole ma non le coperche, alla fine non puoi riuscire a intuire dove possa andare anche il destino, perché si sono presentati con dei giocatori, alcuni non c'erano, altri mezzi infortunati, lo stesso Ronaldo era di ritorno dall'infortunio, quindi alla fine non puoi programmare, quindi l'idea diciamo di avere un calcio imprevedibile rimane sempre. Pino, quindi sei d'accordo che arrivato a un certo punto... C'è sempre, come si dice, c'è sempre il fattore sorpresa, no? Come si dice? Certe volte il pallone è rotondo. Purtroppo è così che funziona, o per fortuna. Io direi. Però io direi per fortuna, perché è una sconfitta di questo meccanismo. Di questo meccanismo come preso come
come già da scontata la cosa, no? Hai capito? Sì. Noi siamo la squadra che è più ricca, la squadra che vince di più, Ovvio. la squadra che ha più scudette, la squadra eccetera eccetera. No, dispiace per gli amici juventini, questo No, a me non indubbiamente. mi Qua dispiace, abbiamo un a me non mi rappresentante. dispiace, sinceramente. A me assolutamente no. Bisogna sempre essere sinceri. Ragazzi. Abbiamo detto che qua siamo sinceri. Però ragazzi, no? stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di sport alla fine. Beh, però sai, il calcio è un veicolo come del resto la musica, è un calcio che può portare divertimento ma può portare anche messaggi. Prima appunto Giordano riportava l'esempio di dischi meravigliosi di André con dei titoli pazzeschi, bellissimi, che ci ricordiamo tutti, che quindi a un certo punto questi sono dei messaggi che tramite la musica vengono sdoganati e arrivano direttamente al destinatario, quindi non perdiamo questa situazione assolutamente. Andiamo avanti invece su quello che riguarda sempre un periodo storico che riguarda il calcio di quest'ultimo periodo, però adesso che ci penso devo andare un attimo, un minuto in pausa e poi ritorniamo subito. Passione, emozione, sensazione e ancora euforia, divertimento e simpatia. Non rinunciare a tutto questo. Scarica l'app di Silver Music Radio, SM Radio, e ascoltala dove vuoi. Silver Music Radio, la tua radio ti ascolta. Bene, ben ritrovati qua Che Calcio Che Fa su Lombardia TV, canale 99, e qua ci stiamo veramente allargando con personaggi. C'era Pino Scotto che durante appunto la pubblicità ricordava determinati cantanti. Quando uno dice per esempio è il rock, è il metal, stava ricordando Elvis Presley. Questo per dire, è un grandissimo performer. Io ho cominciato grazie a lui, nel senso che ai miei tempi, quando io avevo 14 anni, al mio paese in provincia di Napoli, che andavamo in giro col mangiadischi, no? Ti ricordi che si tirava certo. sempre maschi, perché le donne non le vedevi proprio, non le vedevi neanche. Oh ragazzi, io faccio 70 anni a ottobre, ti sto parlando di 56 anni fa. Beh, mi pare abbastanza evidente che la seconda stagione di Che Calcio Che Fa faremo una piccola festa qui a Che Calcio Che Fa. Assolutamente, di sicuro ti voglio di nuovo qui assieme a Giordano. In quegli anni lì ascoltavamo Celentano, Little Tony, no? Che uscivano con il primo rock and roll. Inizio anni 60. È arrivato questo nostro amico che andava sulle navi, che era un po' più grande di noi, Lino Schiano, mi ricordo ancora il nome, che ha portato un 45 giri di un certo Elvis Presley. Il brano si chiamava Jailhouse Rock. Mettiamo il suo disco nel mangiadisco, ho visto la luce. Impazzito. Hai presente il film dei Blues Brothers? Ho visto la luce. Ho visto la luce io. E da lì che è partito? Da lì è partito? Da lì mi è cambiato il mondo. Tu pensi che sono andato in tasca di mio padre, non ti dico quando gli ho rubato. Sono andata alla galleria a Napoli, in via Roma, ho comprato tutti gli album di Elvis. Sono tornato a casa, ho dormito una settimana a casa della nonna per non andare a casa, però le ho prese lo stesso. Ho preso una montagna di mazzate, però mi sono comprato tutti gli album di Elvis, grande. Beh, diciamo che sono serviti però, perché sono serviti, credo che grande scuola. Tuo padre te le può anche aver dato in quel momento lì, ma dopo in fin dei conti non ha fatto altro che attivare una grandissima passione. Perché se non si vive di passione, non so, di che cosa si vive allora? Non lo so. Due grandi passioni, sempre. Bene. Il rock and roll e la gnocca. Ecco. Allora andiamo avanti, quindi nel frattempo allora per calmare un attimo Pino Scotto da questo punto di vista andiamo avanti con il secondo contributo, Angel of Mercy. Pino Scotto. Every time I came back home,
brave and strong with your smiles and profound serenity. And every time I told you all my tales, all my joys and all my mistakes, your face lit up as if in ecstasy. You're the light in the dark, the fire in my heart. Your voice is always my guide to drive me out of the night. And all you've done for me is burning like a flame inside, alive until the end of time. So many times you'll be wondering, so many doubts and low self-esteem. Take your chance, boy. All you need is inside your soul. And learn to stand tall, be brave and bold. Don't look back, leave the past behind. Live and die as a hero, going back home. You're the light in the dark, the fire in my heart. Your voice is always my guide to drive me out of the night. You'll be my sanctuary, and I will love you forever. You're my angel of mercy, always inside me, the shining light that gets me through the darkest times. Angel of mercy, always inside me, waiting for the time to argue again. iPhone and Rise, e questo è il disco di Pino Scotto, e questa qua era Angel of Mercy. Angelo della compassione, dedicato a tua mamma. L'ho scritto per mia mamma, ma è dedicato a tutte le mamme, perché le mamme sono tutti degli angeli della compassione. Assorbono tutti i nostri disastri, no? Sono sempre lì a parare col papà, a nascondere. Le mamme sono degli angeli. Sono veramente degli angeli, questo tanto anche per dire, angeli poi tra parentesi è una di quelle figure che ricade spesso come iconografia, per esempio nei metal, no? Indubbiamente questo è un vero angelo, perché è proprio la madre, quindi gli affetti sicuri che ognuno di noi si porta dietro, quindi anche quel lato così duro in realtà non fa altro che nascondere una grandissima umanità, grandissima tenerezza di Pino Scotto, indubbiamente. Va bene, allora a questo punto mi dispiace, lasciamo un po' in disparte la musica, ma qua dobbiamo parlare un po' del campionato. Lo so, qualcosa bisogna anche dire, quindi a questo punto andiamo con la classifica, così ci vediamo un attimo, no? Questa classifica che sta ormai cementando, dando delle risposte ben precise. Ovviamente alla Juventus manca un punto per vincere lo scudetto, il Napoli avrà anche una partita molto difficile questo weekend a 67, l'Inter che ha preso un po' di distanza sul Milan 60, Milan 55, e poi c'è un gruppo molto pericoloso, Roma, Atalanta, Lazio e Torino, che possono in qualche modo rientrare nella corsa del terzo e quarto posto. Poi abbiamo squadre interessanti, comprenderei anche in questo gruppo la Sampdoria, perlomeno per l'Europa League. Abbiamo la Fiorentina che ha cambiato il tecnico, il Cagliari, Sassuolo e il Parma. Direi che il Cagliari e Sassuolo ormai stanno raggiungendo la quota 40 della sicurezza, anche se forse la quota potrebbe salire per la sicurezza, per non retrocedere. Parma, Spal, Genoa sono un gruppetto che è sempre sul chi va là, con un Udinese e un Bologna che stanno rinvenendo, un Empoli che è lì comunque attaccato alla quart'ultima, e il Frosinone che ha fatto delle buone prestazioni, che comunque non riesce a fare quei 6-7 punti per agganciare la quart'ultima. In ultimo il Chievo, che ormai sembra un po' in qualche modo aver deposto le armi.
Le partite, adesso vediamo le partite sono molto interessanti, direi che poi ce ne sono 4-5 sopra di tutte. La prima ovviamente è l'Inter, lo vedete segnalata in rosso, è Inter-Roma, perché se l'Inter battesse appunto la Roma domenica, riuscirebbe in qualche modo a ricacciare indietro la Roma e veramente a distanziarsi dal gruppetto delle inseguitrici. Poi abbiamo, per esempio, io ho segnalato questo Empoli-Spal, questo Bologna-Sampdoria, dove vediamo praticamente che sia l'Empoli che il Bologna devono far punti. La Spal deve fare attenzione a non essere avviluppata nella retrocessione, e la Sampdoria che sta cercando di raggiungere l'Europa League. Quindi queste sono due partite importanti. Napoli-Atalanta, partita molto interessante per l'Atalanta, idem questo Parma-Milan, per il Milan che deve cercare di fare punti e rimanere attaccato alla quarta posizione. Poi abbiamo un Genoa-Torino, che è una partita difficile perché il Torino fuori casa è molto pericoloso, ha i suoi obiettivi, il Genoa sta facendo pochi punti. E poi le ultime sono sinceramente, infatti le segnalo in grigio, non dovrebbero dire più di tanto: un Cagliari-Frosinone, una Juventus-Fiorentina dove alla Juventus basta solo un punto, Lazio-Chievo, Lazio con l'ultima in classifica, Udinese-Sassuolo, probabilmente un punteggio di parità aiuterà tutte e due. Credo, se guardate un attimo, e quindi sia Pino che al Giordano, guardate un attimo questa serie di partite, quale partita, al di là della Juventus e al di là del Milan per Pino, andreste a vedere per interesse? Quindi inizio da Pino. Quale partita vorresti vedere, andresti a vedere? Io è tanto che non vado, tanto, no, ma dico come gioco, diciamo. come Giordano ho perso proprio da anni l'interesse che avevo prima. Una partita interessante invece potrebbe essere, tu mi hai detto Inter-Roma, quella potrebbe essere molto interessante. Sì, che è la partita più importante, diciamo, nel novero, proprio per le implicazioni riguardanti alla Champions. E vediamo invece Giordano se si è fatto un po' un'idea, anche se sta seguendo un po' meno il calcio. No, come sei serio, Giordano? Però, sì, sono serio. Sei serissimo. Guardate che non è così nella vita lui. Grazie. Ecco, infatti vedete che bel sorriso. Ma ho visto Parma-Milan, dunque sì. Io tifo Parma, per esempio, in questo caso. Qua si scoprono, ci sono doppie squadre qua. Sì, perché poi dobbiamo lasciarci agli umori anche passeggeri, e in questo caso tiferei Parma. Tanto mi piace Pizzarotti, quindi alla fine come sindaco mi piace il personaggio. E allora che a Parma vinca, e soprattutto mi è di grande antipatia il Milan. Scusa Pino, ma così. E quindi andrei a vedere questa partita. L'ho preso oggi questo. Sì. Vuoi cancellarlo direttamente dalla tua tiferei Parma e telefonica. abbasso Milan per tutta una serie di cose, anche per il precedente, adesso cos'è, cinese, ma anche il precedente presidente del Milan, quindi ricordando. Ma la cosa più simpatica, la cosa più simpatica è Berlusconi che ha venduto il Milan ai comunisti. Diciamo, insomma, comunisti, ai nuovi capitalisti. Rimaniamo un po' fermi su questa affermazione, però va bene. Sì, dai, comunque due risate. Per farci due risate, dai ragazzi. Parlavamo di Inter, no? Una delle slide precedenti che non abbiamo prima mandato in onda è la slide numero 8, e quindi riguardante appunto in parte quello che è successo per esempio in casa Inter. Come vedete, di chi è stata la colpa? Sapete che c'è stata, no? Avete seguito un po', perché anche se uno vuole staccarsi, ma non riesce, perché certe situazioni vengono indubbiamente pubblicizzate e messe sotto lo sguardo di ognuno di noi. E quindi di chi è stata la colpa di questa querelle tra Vandanara, che è la procuratrice di Icardi, il direttore sportivo dell'Inter, nonché il rappresentante della società Massimo, che è Marotta, e dall'altra parte l'allenatore che ha dovuto gestire invece, Spalletti, la questione, diciamo, nello spogliatoio. Adesso, senza entrare nei meccanismi interni, queste 3 figure o 4 figure, comprendente anche la procuratrice che è la moglie di Icardi, hanno fatto i propri interessi oppure no? Hanno fatto il bene per il gruppo? Quindi si torna sempre sul discorso del calcio in generale, se esistono dei ruoli che devono essere in qualche modo ben definiti e devono essere anche rispettati dal punto di vista etico. Pino, qual è il tuo pensiero? Ma io sicuramente la faccenda non la conosco. Quindi, abbiamo anche dei punti oscuri tutti, riguardo. Sicuramente, non la conosco bene, però io penso che ognuno ha pensato dai cazzi suoi.
come al solito. Quindi, vabbè, come al fa i propri solito. interessi e in Come al modo o nell'altro. solito. Quindi l'allenatore pensa... Diceva mia mamma, quello più sano alla rogna, diceva mia mamma. Siamo sempre lì. Va bene, quello più sano alla rogna, va bene, insomma non è una grande affermazione in casa Inter, va bene, si stanno incantando tutti. Sentiamo invece Giordano Casiraghi. No, io penso che... Non riferito all'Inter naturalmente, No, parlo degli esseri umani. Sì, in generale, certo. In generale. Ma il giocatore, compreso appunto la sua compagna che gli fa da procuratore, abbia la maggior colpa. Cioè, stiamo parlando di un organico che comunque deve essere tenuto insieme. Lui ha voluto effettivamente rompere questi tanti equilibri ed è questo che a suo tempo io non mi staccai da quello che era l'interesse verso il calcio, perché non puoi vedere. Poi però ho visto che gente cieca come e va avanti a tifare ugualmente come se nulla fosse, perché comunque c'è un credo. Ma quale credo? Insomma, il tifo deve anche rispondere a delle ragionamenti, e qua non si può vedere che un giocatore si rifiuti di andare. Alla base di tutto ciò è che l'amarezza che rimane sempre tra noi operatori del settore della comunicazione a livello calcistico è che di tutto questo, chiamiamolo querela, situazione, problema che si è evidenziata, ma non solo in questa sfaccettatura, in questo episodio, è proprio il tifoso. Cioè il tifoso, che è quello che va allo stadio, che porta la sua passione e quindi segue dei colori, arrivato a un certo punto è l'ultima ruota del carro. Quindi prima sugli interessi dei soldi, di chi riesce a fare queste cose qua, e alla fine è un po' il discorso anche della musica, quello di cui parlavamo prima, vero, purtroppo, che si è perso proprio, si è perso le fondamenta di tutto, no? Che io è una cosa che io chiamo passione. Certo. Ormai come si dice, il fattore passione è una cosa che si è sotterrata, non c'è più. Cioè si passa direttamente all'interesse, al profitto, no? Alla fama. No, anche perché poi sono state fatte delle situazioni abbastanza devastanti negli anni, e quindi devi per forza raggiungere un livello, perché uno potrebbe dire vabbè, non prendo più soldi dalle televisioni, tutte le squadre decidono questo, sto parlando per assurdo, no? Giochiamo con i giovani o giochiamo con quello che riusciamo a fare e poi facciamo un passo indietro ricominciando da capo, ma non puoi fare nessun passo indietro. È come i disastri che hanno fatto i politici per il nostro paese. Ecco, mi sembrava che tu volessi un po' arrivare a questo. Sicuramente, diciamo, non li puoi, hanno aperto delle voragini, non le chiudi più, chiudi un buco e si apre una voragine. Ecco. È un disastro. Quindi, abbiamo lasciato troppo andare tutto. Beh, ma forse tutti. Non è colpa delle persone, ma è colpa di chi ha pensato che forse era meglio far finta di far lasciare tutto, andare tutto e mettere via sfacelo, di modo che la gente si spostava come attenzione riguardo a questa nuova cosa che mi è piaciuta, che ha detto Giordano, particolare, che io è una cosa che dico sempre da tanti anni, che non capisco perché delle band, della gente continua a seguire degli artisti nonostante sanno che sono delle merde, hai capito? Che ha detto lui prima, non capisco perché la gente, sapendo i fatti, sapendo l'andazzo delle cose, continuano lo stesso a seguire degli artisti, delle squadre. Ormai sono stati in qualche modo catechizzati, quindi ormai vanno in quella direzione, no? E quindi anche nel calcio molti... Lo sai che siamo il popolo più ignorante d'Europa noi? Sì, vabbè, sì e no, direi di sì, no, è vero. Non vorrei entrare da questo punto di vista. Siamo il popolo più ignorante d'Europa. No, non vorrei autoflagellarci, no, non dobbiamo farci. Sei d'accordo? No, lo dimostra anche la storia. Dico che la stessa cosa vale per la musica, se ti ricordi. La musica, uguale. Pino io parlerei più della musica. L'ha frequentata negli anni 60 e 70, gli artisti c'erano da fare manifestazioni, i festival pop ce li vogliamo ricordare, i raduni, non è che chiedevano... Mi pare che in quel libro lì c'è un capitolone in merito a tutto quello che è successo in quegli anni, non è che chiedessero quanto c'è da prendere, quanto mi date, era già il prestigio, ci volevamo essere. Perché ho organizzato dei concerti che, se lo dico oggi, ho fatto l'ultimo concerto in vita di Demetrio Stratos, credo di avergli dato 10.000 lire quella sera lì, e siamo nel 79, e la stessa cosa avveniva con Battiato, avveniva con gli altri. Ma allora non si parlava, c'era molta passione, come dice Pino l'ha vissuta, oggi giustamente
deve esserci un compenso, ma le nuove generazioni e soprattutto oggi tanti artisti di cui abbiamo fatto nomi dietro le quinte si muovono solo se ci sono soldi, prima chiedono e così è andato anche per il calcio. Ho paura che anche le nuove generazioni che oggi si affacciano ai vari talent appena riescono ad avere una visibilità abbiano già interesse a chiedere quanto posso monetizzare. Però dura poco, dura un attimo, a me mi fanno una tenerezza quei ragazzi che vengono sfruttati come carne da macello in quei programmi, perché chi organizza lo sa che via uno sotto l'altro, certo, no? perché l'anno successivo c'è un'altra edizione del talent. E la cosa che mi fa tenerezza sono questi ragazzini che vanno, io ne ho incontrati tanti, sono tutti in analisi, sono in giro per l'Italia, perché io fortunatamente giro tantissimo, che sono stati in quei talent e che vanno lì dentro pieno di sogni, credono alle stronzate che gli raccontano. Io non per niente dico che quella gente, come non parliamo poi la D'Urso, i programmi che fanno questa gente qua, che questi andrebbero messi in galera per spaccio di demenza, andrebbero messi in galera. Va bene, questo è un discorso sempre molto difficile, complicato, ovviamente certo. Complicato, ci sono delle colpe. Non è complicato, basta metterli in galera. Non è complicato. Questo è ma tu lo sai da anni che fanno molto morbida di Pino Scotto riguardo alla problematica, ecco, quindi però quello che io sono d'accordo, però, assolutamente. Giordano, io invece volevo dire, hai preso proprio il punto di riferimento di Demetrio Stratos, che con 10.000 lire vedeva suonare in un concerto, per dire. Ma questa era la grande passione, ma la stessa cosa è successa, come dici tu, ovviamente nel calcio. Prima c'erano dei calciatori, potrei portare degli esempi degli anni 70, che da un giorno all'altro, durante il periodo diciamo della campagna acquisti, chiamavano così, non sapevano neanche, la società prendeva e li vendeva senza neanche interpellarli. Poi dopo è venuta fuori la legge Bosman, non nel recente, 20 anni fa, 25 anni fa, 25. E quindi praticamente il calciatore ha incominciato a gestire primariamente i suoi contratti, certo. E quindi c'è un discorso. Ovviamente siamo andati dalla parte opposta, certo, no? E quindi anche qui poi magari un'esagerazione, quindi sono stati magari dei personaggi che nel periodo 70-80 dopo hanno monetizzato di più e sono diventati anche dei personaggi che non erano più quelli di una volta, no? Appassionati e che appassionavano, no? Ne abbiamo anche ricordato qualcuno mentre eravamo di là. E quindi questo è un discorso che è abbastanza fine, perché quando arrivano i soldi evidentemente cambia si brucia tutto. Cambia tutto, e questo ha rovinato tantissimo anche, vero. Anche nella musica, la stessa cosa se vogliamo, però io salvo in ogni caso la musica, perché comunque porta un messaggio che io lo trovo superiore a quello che può essere il mondo del calcio. Beh, sono indubbiamente anche per tanti concetti che può veicolare. Comunque questi luoghi, queste situazioni che aggregano migliaia di persone andrebbero veramente gestite per lanciare dei messaggi positivi. Certo. Andrebbero gestite in quel modo, però io vedo che anche, come dicevamo prima, quando arrivano i soldi, questi grandi artisti che riempiono gli stadi, no? Cioè se ne fottono proprio, non si espongono mai. Mai, seguono la bandiera perché gli danno gli stadi, no? Oggi la sinistra, domani la destra, seguono come delle banderuole perché i manager, il management devono avere gli specchi, tutto un magna magna. È una situazione che è drogata sempre da quel punto di vista. Questo weekend calcistico, poi prima tu Giordano mi parlavi che saresti andato a vedere Parma-Milan, no? Sì. Da questo punto di vista, quindi allora Parma-Milan, Pino Scotto è milanista, vediamo. Però la slide numero mi sembra 9, Inter Roma, sì. Eccolo qua, eccolo qua, questo lo rivolgo ovviamente al milanista qui presente, Ringhio. Gattuso sì o Gattuso no, perché dopo alla fine Gattuso facciamo il passo indietro, la questione umana, al di là dei soldi, al di là dell'impegno di allenare una squadra importante come il Milan, però c'è sempre un fattore umano, e mi sembra che Gattuso sia proprio il personaggio che in questo modo siamo tutti convergenti, non c'è una fazione, un colore di qua di là, è un personaggio veramente a tutto mostra passione, molto passione. Sentiamo Pino che è milanista. Gattuso sta facendo e ha fatto un gran lavoro con il Milan, ma quello che ha portato di più alla squadra secondo me è proprio la sua verità.
di essere umano proprio, no? Lui si sta comportando come si comportava quando andava in campo proprio e sta facendo un gran lavoro. Forse lo fa anche dal punto di vista, diciamo, tattico, perché lui in fin dei conti era un onesto corridore, faceva pochissimi gol, però copriva le spalle a Pirlo, quindi copriva, no? Però arrivato a un certo punto gestire una squadra vuol dire avere dal punto di vista tattico una visione molto più ampia di quella. Io poi con tutti gli sbagli che abbiamo fatto con gli allenatori, io comunque Gattuso sì 1000 volte. Quindi non come andrà a finire, che sia quarto, terzo non o quinto, sicuramente deve rimanere. Andiamo avanti con dignità sempre. Ecco. Ma dico anch'io, Gattuso sì, perché è un personaggio d'altri tempi, ecco. Mentre noi dicevamo prima mi interessa tutto quell'interesse per Gattuso, credo che questo pensiero non ce l'abbia. Quindi allora insomma il calcio vissuto da un punto di vista più calibrato sull'umanità, sulla parte emotiva può esistere, come no? Quindi non è un discorso legato, cioè ci sono sempre... Il calcio può dare anche tanti messaggi importanti. Probabilmente questa cosa, come diceva Pino, che andrebbe anche in certi ambiti di stadio, dove c'è uno stadio, dove c'è così tanta gente, andrebbero veicolati molti più messaggi. Io per esempio inserirei quelle che sono le problematiche che adesso affrontano i ragazzi del venerdì degli scioperi con questa Greta che sta animando e dando molta importanza e interesse, è stata anche al Parlamento europeo, dal Papa in questi giorni, e credo che sia un argomento che anche in quegli stadi lì dove si parla di calcio, visto che c'è un diciamo rettangolo di erba e quindi si collega al verde, dovrebbero entrare, perché i cambiamenti climatici sono una situazione, una certezza, perché ormai è una certezza che deve essere affrontata, e abbiamo visto quanto è importante anche che i media riportino tutto questo interesse per questo argomento, e quindi negli stadi deve entrare questo argomento. Io me lo auspico. Sai, potevo tirare fuori anche altri argomenti riguardanti per esempio il razzismo, no? Che sono i bu che vengono espressi da determinate curve nei confronti dei giocatori di colore. Anche qui puoi dare le multe, puoi chiudere una qui curva. È più difficile. Qua è più difficile. Qui è molto più difficile. Però dovresti cercare di veicolare, quindi dovrebbe esserci una crescita non c'è educazione, no? Non c'è educazione. Qui è molto più difficile, entrano problematiche politiche, ma già entrano problematiche politiche nell'argomento dei cambiamenti climatici, l'abbiamo visto come si sono espressi molti politici in merito, eppure è una cosa che non si può nascondere e non si può dire che non è vera, che tra 20 anni qualcosa potrebbe essere veramente irreparabile. Quindi la vedo più facile su questo argomento, e quindi usiamo gli stadi per portare anche questi argomenti importanti. Questo indubbiamente, ma infatti è un'occasione persa, a qualsiasi livello, parlando anche di musica, no? Quindi è ovvio, no? Quindi volevo domandare a voi due come si costruiscono, e già praticamente non sempre tutto è lineare. Una volta c'erano i cortili, adesso poi ci sono stati gli oratori, ogni tanto il campetto viene rimesso a posto, diciamo, no? Quindi per ciò che riguarda il calcio, no? Per ciò che riguarda invece la musica, pensare una maggiore libertà per le band, per la gente che vuole esprimersi, no? Mancano i campi di calcio, mancano anche i luoghi personali. Allora, perché non cerchiamo di far crescere queste situazioni? Dal punto di vista musicale, tu cosa faresti? Lo Stato dovrebbe investire su questo, dovrebbe dare delle agevolazioni, dovrebbe investire sull'arte in generale, non parlo solo sulla musica. E lo Stato è una cosa che non fa. Ci sono altri paesi del nord, dove addirittura, innanzitutto, il mestiere di musicista non viene riconosciuto assolutamente in Italia. Perché quando ti chiedono la solita barzelletta, no? Che mestiere fai? Musicista, ma di lavoro cosa fai? Ti chiedono. Ok, io l'ho fatto però, no? Va bene, anche perché non si poteva fare diversamente. Però è proprio la risposta alla tua stessa domanda, sicuramente, no? Non puoi vivere completamente, almeno all'inizio non puoi vivere. E ti stavo dicendo, nei paesi del nord addirittura lo Stato, fiero di avere te
che porti come in giro artista l'arte del mio paese. del suo paese, sovvenzionano i tour delle band addirittura, mettono a disposizione dei budget per i tour. Per le Però tournée. questo già è una cosa forse anche un po' estrema e successiva, basterebbe facilitare poter suonare in un qualsiasi locale. Nelle scuole, in una basterebbe città, e agevolare partire i dalla locali, scuola. le scuole. Tanti locali, io sono tantissimo, vedo che Certo. cioè, sono massacrati proprio da tasse, Certo. ma poi anche della questione che sembra banale. Io per esempio 2 settimane fa dovevo suonare al Wave di Misano Marittima, hanno chiuso il locale per delle cose, no? Che sono anche giuste magari, no? Però nelle discoteche quelle di zoom, lì non vanno mai a rompere i coglioni in quei posti lì, capito? Dove lì dentro gira di tutto proprio lì Sì, dentro, di ecco, tutto e di quindi, più. ecco. Lì non vanno mai, perciò è sempre un magna, questo è il paese Quindi, del insomma, magna. c'è una discreta amarezza nelle parole di Pino Scotto. È vero, è vero. invece Quando dice sarebbe semplicissimo rimettere a posto tutto, con onestà, Sì. hai capito? Pensare ai giovani, pensare alle nuove generazioni, all'istruzione. Ma E scusa, invece sgravare di tasse un Bravo. locale e dire venite a suonare senza chiedere soldi o mi devi portare 50 persone così riesco a fare l'incasso e dopo riesco anche magari a pagarvi, cosa ormai rara. Invece di sgravare e finalizzare il tutto in questo rapporto, diciamo, tra il locale, che può essere di qualsiasi tipo, dove tu puoi suonare qualsiasi tipo di musica, perché ti creerai anche e non il essendoci pubblico. queste possibilità, i furbacchioni, di cui ne parlavamo prima, hanno Ecco. creato i reality, hanno creato quelle robe lì, no? Beh, certo, in un vuoto Dove se non c'è vai un lì non vai vuoto, da nessuna parte, no? E poi loro vabbè. prendono montagne di soldi dagli sponsor e sti poveri ragazzi che vanno lì, come dicono a Napoli, come si dice, escono da lì cornuti e mazziati. cornuti e Bravo, mazziati. cornuti e Sentiamo mazziati. invece se sono cornuti e mazziati anche i musicisti che escono dalla mente invece di Giordano Casigrandi, che guarda questo pensiero, questa problematica. Intanto sicuramente nelle scuole va incentivata l'educazione musicale, cosa che è stata totalmente trascurata. Non è stata, nonostante ne aveva parlato, mi pare anche Riccardo Muti, ne ha parlato tanti, insomma, nelle scuole va inserito molto di più l'educazione, nelle scuole generiche già dalle elementari, forse anche dall'asilo perfino, cioè uno deve appassionarsi. Ma c'è ancora l'ora di musica a scuola adesso? Ma c'è, ma purtroppo Fanno fare ancora banalizzata. Fra Martino Campanaro col flautino di legno. È un classico, ma lo fanno anche in Inghilterra il flauto, Sì. il flauto normale, no? Beh, Suonano però- in quelle cose lì, ma escono che sono musicisti alla fine della festa. Sanno suonare, a 14 anni sanno già suonare, cantare, leggere la musica. Da noi no, non succede. Esatto, infatti, no? Andrebbe sicuramente incentivato questo, finalmente dovrebbe nascere questa occasione per tanti ragazzi e soprattutto nei locali. Allora poi potranno andare a suonare nei locali. Come diceva Pino, i locali non sono predisposti in Italia per accogliere i musicisti che vorrebbero Musicisti anche... che fanno musica propria. Sì, e quindi anche C'è questa piaga sociale che si chiama tribute band adesso. dei ragazzi, insomma. Ma è ovvio, no? Perché se Guarda, tu vuoi comunque suonare e vivere di questo- io vado nei locali dove vedo tanti manifesti tribute band a Vasco Rossi, a Ligabue, Assolutamente, agli 883, agli Aromeda, chi ma sia. perché? Il proprietario del locale mi dice: Pino, io non li farei neanche ste robe perché mi stanno pure sul... Ma dici Però io se non deve faccio sta farlo. roba qua devo chiudere. Sì. Perché dice se io faccio suonare dei ragazzi Ovvio. che fanno musica pro non viene nessuno, perciò la colpa di chi è? Perché ci sono questi programmi Certo. televisivi? Perché ci sono queste No, schifezze la in colpa televisione? è anche di chi li dall'alto, guarda, è di dall'alto. chi la guarda, la colpa è del popolo. Viene dall'alto, secondo Che me. ben educato, Ecco, che ben deve essere educato. Ecco, va bene. Prima hai detto devo chiudere, un locale devo chiudere, purtroppo sono arrivato alla chiusura, devo chiudere veramente la trasmissione. Cominciamo allora, innanzitutto, che calcio che fa, a ricordare Eye for an Eyes, questo è il disco di Pino Scotto. E ricordatevi del mio tour che sono sempre in Ovviamente. giro. Trovano le mie date su pinoscotto.it. Benissimo, Bene. poi dopo abbiamo invece anni 70, generazione rock, L'ho letto, è molto dai interessante. raduni pop alle radio libere, quindi Giordano Casiraghi. Grazie, sì. Poi andiamo a vedere, dopo vi saluto, andiamo a vedere invece la slide successiva,
che è quella della beneficenza, perché abbiamo sempre un piccolo punto di riferimento. Recentemente ho conosciuto questa associazione, si chiama Ogni giorno per Emma contro l'atassia di Friedrich, quindi ricordatevi, è un'associazione contro, appunto, per la risoluzione delle malattie genetiche, quindi www.per-emma.it, ricordatevi se volete devolvere qualcosa. E poi ritorniamo invece per il discorso che riguardano appunto gli appuntamenti di Che Calcio Che Fa. Ricordatevi ovviamente venerdì sera sempre qui come oggi alle ore 21 su Lombardia TV, e domani sabato alle ore 18 in replica, in radio lunedì alle ore 15 su silvermusicradio.it e anche su Lodi Crema TV diretta canale 111 diretta TV, e poi sul web www.checalciochefa.com. Siamo arrivati alla fine, io saluto Pino Scotti. È volata quest'ora. È volata. Grazie Pino per essere intervenuto. Grazie a te. Ti aspetto per il festeggiamento del tuo 70esimo, diciamo così, ma che in realtà tu dimostri veramente 30 anni, grazie. Come spirito, e ti faccio tanti auguri per la tua attività musicale. Saluto Giordano Casiraghi con il suo bellissimo libro, che andrà sempre comunque in giro a promuovere questa bellissima epopea degli anni 70. Grazie per essere. Certo, qualcuno volesse, sulla pagina Facebook anni 70 Generazione Rock abbiamo un po' i vari contributi che teniamo aggiornato. Sono molto contento di essere stato qui con Pino, che è un amico di lunga data. Grazie Fulvio, e Che Calcio Che Fa lo seguiremo. Che Calcio Che Fa in radio, mi sembra che anche in Radio Popolare, credo che hai fatto un ciclo di trasmissioni, continueremo, si chiama Oltre i 70, chi volesse andare ad ascoltare tutte le puntate basta che digiti Oltre i 70 su Google e arriva direttamente a tutte le puntate fatte. Perfetto, siamo arrivati alla fine, grazie per essere stati qui con noi con Che Calcio Che Fa. Abbiamo parlato di calcio, ma soprattutto di tantissimo rock e di tantissime altre cose. Insomma, Che Calcio Che Fa è questo. Ci vediamo settimana prossima, ciao. Buona.